insomma, che vi eravate prefissata la vigilia, cioè di essere soddisfatti. Semifinale di Coppa secondo me guarda. Sì, abbiamo cercato insomma di passare il turno, sapevamo che non era una partita semplice, abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo abbiamo sofferto un po' perché comunque avevamo qualche giocatore che rientrava da infortuni lunghi, non avevamo un'ottima condizione in 3 o 4 giocatori, però l'importante era passare e soprattutto non andare ai supplementari perché avrebbe caricato ulteriormente i giocatori che erano in difficoltà. Ecco, il calo, il giro che c'è stato nel secondo tempo dovuto al fatto magari c'era Delisio che rientrava dopo un lungo infortunio, Bob che comunque insomma è appena arrivato, non deve ancora inserirsi nelle partite. Poi non so, Cenco è uscito? Cenco ha preso una ginocchiata nel quadricipite, quindi è dovuto uscire e anche non avendo un altro attaccante da inserire abbiamo messo un giovane della Beretti, ma al di là di questo avevamo tanti giocatori che avevano fatto pochi minuti, me lo aspettavo insomma un po' questo calo. Il complesso credo che tu sia soddisfatto, no? Come anche la squadra secondo me. Sì, siamo contenti, insomma, passare il turno, arrivare alla semifinale era un obiettivo, adesso dobbiamo recuperare le energie e da domani cominceremo a pensare alla gara di domenica. Sono contento perché comunque i ragazzi si sono impegnati, hanno approcciato in maniera giusta la gara, con impegno, con intensità, poi è normale che l'avversario ci abbia creato qualche difficoltà, però ripeto siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Particolare nel secondo tempo quando tutto poi è passato a 3 in avanti che ha creato un po' di difficoltà. Ma qualche difficoltà l'abbiamo avuta, soprattutto perché non siamo più riusciti a ripartire, siamo riusciti a ripartire poche volte, abbiamo fatto tanti errori in fase di ripartenza, al di là dell'episodio finale non abbiamo sofferto più di tanto, nel senso che non mi sembra che eravamo discretamente in controllo, anche se ripeto nella fase di riattacco non siamo stati bravissimi, questo sì, nel secondo tempo. Adesso che è stato passato il turno e che quindi sappiamo già di essere in semifinale, da allenatore comunque ti auspichi il Venezia o il Como? È lo stesso? Non mi interessa sinceramente, chi affronteremo andremo ad affrontarlo allo stesso modo, non è... So che magari per la tifoseria trovare un'altra volta il Venezia, però sinceramente a me cambia poco, col Como o il Venezia dovremmo andare ad affrontarlo, questo lo sappiamo, sono due squadre diverse, nel senso che sicuramente il Venezia ha molte più alternative rispetto al Como, quindi se devo egoisticamente preferirei che passasse il Como. Partiamo invece Alessandro dall'ultima parata, che è stata decisiva perché lì insomma sei andato con la mano aperta, come istinto, l'hai letta prima? Come... Sì, no, un po' istinto, un po' secondo me posizionamento giusto, perché senza posizionamento giusto era difficile da prendere. No, sono contento perché sì, alla fine quindi è stata decisiva e quindi sono contento che abbiamo passato il turno. Tra l'altro, insomma, è stato anche impegnato in qualche altra, non tantissimo a dire la verità, qualche altra circostanza, quella sicuramente la più importante, però anche nel primo tempo su Masia mi sembra che fosse andato prima. Quella era stata una parata... Sì, no, anche quella secondo me è il posizionamento giusto no, sono contento anche perché il difficile viene quando devi stare tutti i 90 minuti lì concentrato e magari ti capita una palla all'ultimo minuto e farti trovare pronto, cioè vale doppio secondo me e quindi sono contento per questo.
Poi insomma avete passato anche, siete in semifinale di Coppa, anche questo è un bel traguardo, no? Vero No, campionato sì. obiettivo principale, però essere semifinale. Un bel traguardo anche perché oltre ad essere un trofeo da quest'anno vale anche perché salti un turno dei playoff, quindi cioè, ci tediamo doppiamente. Sarebbe importante secondo me. Ecco, poi insomma, sei contento comunque della, non so, speri di giocare proprio un po' di più in Ma campionato? certo, ma ogni giocatore penso speri di giocare il più possibile. Io è normale, non posso, cioè, sarei bugiardo a dire di no, però l'importante è insomma farsi trovare pronti e cercare di sfruttare al massimo ogni occasione che ci viene data. Grazie. Il primo gol al palo, quindi insomma sei andato a festeggiarlo davanti alla panchina, braccio di gruppo, quindi un po' così la tua emozione del primo gol abbiamo possibile. Sì, sono contento, soprattutto dopo le ultime prestazioni dove potevo già aver fatto sto gol qualche partita fa, quindi è importante sbloccare, è importante dare continuità alle vittorie, sono contento. Sì, andare a festeggiare col gruppo è una cosa normale perché siamo veramente un bel gruppo, quindi andarmi con i ragazzi è stato bello. Per quanto riguarda invece il problema che ti ha costretto ad uscire prima dal campo, è stato quando hai fatto quel colpo di tacco prima? No, è stato con contrasto col portiere, è stato ok. un Lopez sulla fascia esterna della coscia, mi fa ancora grammare, ma speriamo sia solo una botta. Una botta. Un po' così. Aia. Senti, ecco, poi magari davanti insomma ti sei mosso, hai cercato un po' l'intesa anche con Luis Ageme, come va? Insomma, hai giocato alla fine 50 minuti, magari gli ultimi 10 minuti del primo tempo, magari anche claudicato, però insomma, come va l'intesa e poi come insomma... No, è andata bene, in settimana lavoriamo per quello, cerchiamo di giocare vicino, di giocare tra di noi. Oggi abbiamo provato a portare alla partita quello che proviamo in settimana, è andata bene, possiamo sicuramente migliorare, ma per la prima partita che giochiamo insieme dall'inizio così credo che vada bene. E poi insomma c'è il passaggio del turno, no? Semifinale di Coppa, quindi grazie. Vero che il campionato è il primo obiettivo, però... No, sì, è importante perché riusciamo a giocare quelli che magari non hanno tanti minuti nelle gambe, è importante per dare continuità a quello che si viene facendo nel campionato. Vincere ci dà morale, segnare ci aiuta, quindi è importante prendere queste partite con lo spirito giusto per poi fare belle figure in campo. Vabbè, un flash adesso sulla partita di domenica che arriva il dubbio, adesso insomma, da domani vi concentrate su quello. Sì, da domani testa al Gubbio, cerchiamo di dare continuità a quello che stiamo facendo. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma sappiamo che per arrivare fino in fondo lì, per lottare fino all'ultima partita, per noi adesso ogni domenica è una finale, quindi cerchiamo di prenderla come la stiamo prendendo fino adesso e per arrivare concentrati e carichi e dare continuità a quello che stiamo facendo.